E ciao, benvenuti bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e vedendo dalla miniatura, prove di convivenza con la mia fidanzata. Lo sapete, stiamo veramente da un sacco di tempo insieme. Vediamo, i più attenti si ricorderanno da quanti anni precisi siamo fidanzati io e Roberta. Scrivetelo qui sotto nei commenti, vediamo un po'. Vi metto un cuore, lascio un cuore ai più attenti. Oggi qual è stata la mia idea? Ma quale idea? A parte gli scherzi ragazzi, oggi trascorrerò tutta la giornata insieme a Roberta, insieme alla mia ragazza. Quindi ho pensato, facciamo questa prova di convivenza dalla mattina fino alla sera, quindi fino a quando andiamo praticamente a dormire, per poi... Ok, prima di cominciare però lasciate un bel mi piace per supportare il contenuto. Facciamo che a 5.000 mi piace vi porto un altro video con la mia ragazza. Iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare quanto prima possibile ai 100.000 iscritti, che ho in testa una festa dove sarete anche voi protagonisti. E lasciate un bel commento qui sotto, fatemi sapere se anche voi siete fidanzati, chi convive, chi non convive, chi invece non fa amore, vada salvato uno piezzo. Quindi detto questo, andiamo subito a fare la spesa. Io mamma e sembama. Sì, facciamo un coppa valanze. Siamo venuti a fare la spesa. Petto di tacchino e melanzane per oggi. Che si facciamo? Io ammannanzi a ritmo. Dopo il secondo facciamo pure la spesa del primo piatto. Pasta. Il succo per lo spuntino non può mancare, ovviamente. Raga, mentre Giovanni è sceso per andare a fare non so che, io ovviamente che devo fare le faccende di casa. Iniziamo dall'aspirapolvere. A posto, spesa fatta da mia mamma. Incredibile le suocere, le mamme. A mamme sempre mamme. No, boh, sto scherzando, adesso sto veramente andando al supermercato. Allora, primo step da sbloccare, imparare a fare la spesa. Sto yogurt che mi serve a me, mannaggia miseria. Eccolo qua, godo. Yogurt a fragola senza lattosio. La spesa di una persona normale. La mia spesa. Faccio paura. Ok, spesa fatta, 75 centesimi di yogurt senza lattosio, però non è finita qua, Cioè, veramente pensavate che solo questa fosse la mia spesa? Altra spesa. Eccola qua, la spesa che ho fatto da mia mamma. Buongiorno, una palatina. Quant'è? Grazie. Ciao. Cioè, non sono quell'uomo da casa. Cioè, non faccio paura. Pane e yogurt, questo ci mangiamo oggi a pranzo, Chi è? Fruttivendolo. 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 E busto pari per conto. Giochiamo nel ascensore, io sto in allenamento. Ci fa bene. Venga a fanno, ma fate solo 5 scale. Mamma mia. Perché nella mano in cui sto mantenendo il telefono c'è pure la borsa della spesa. Sono giustificato. Sto morendo. Chi è? Sto cazzo, chi è? Ciao. Ciao. Da cagamari tua che tiene. Mi cattato. Hai fatto la spesa, scusa. Ognuno ha le proprie mansioni. Bravo, inizi bene. Mamma mi ha comprato le melanzane. E pensavo, ma tua mamma ce l'ha data. Pensavo già l'aveva fatta, ma pensavo che facessi melanzane. Ciro cazzo. Veramente. I mocagni proprio caso, una granata tua mamma. No, a parte scherzo, veramente. Bravo, che mi ha comprato il pane. È normale, frate. Un panno fresco che accattiamo. Ah, ok. E mi sopra che sta pasta, la pasta normale. La pasta è simile. Ma la pasta normale. Uno. Che poi su quelli di frutta ce l'ho pure io. Poi? Che si crea? Un piatto di tacchino. Scongelare, si deve scongelare. È normale, che buffa. Io non faccio muro, io si sono un po' stucco. Fanno poche cose, Oh no, ti devi stare zitto. Poi? Yogurt senza lattosio a fragola. Vabbè, per un totale di? Ma veramente se ne va a fare la spesa? Quanto sta? 75 centesimi. Addio, perché la mamma è sempre la mamma. Non la sostituirai mai. Ma non urlare, prima cosa. Che è? Già sei geloso? No, non sono gelosa, ma mamma da me ci faceva fat e melanzane. A me è bello, e tu non puoi fare proprio niente, non puoi fare. Ah, Addio, ti voglio devi fare abituare, anche- questa è vita della convivenza. No, Convivenza no, di mi danno coppia. fastidio, no, mi danno fastidio. Devo vedere se posso o non posso fidarmi di te, Patrizia Chianesa. Ma a parte che ti puoi fidare perché già lo sai. Oh, vediamo. E poi- Mostramelo, dimostramelo. Ma mi stai nervosendo. Ok, allora vado di nuovo a casa mia con mia madre. Abbiamo già fallito la convivenza di coppia. Cioè, ma queste come si fanno? Io non le so fare, mamma mia. Ma veramente, non sto scherzando. Mo ci Ah, barano. poi mamma questi ne passa l'aspirapolvere. Oh, vai, che sto vuoi fare? VAR, il tocco No, c'è no, stato no. e calcio di rigore per la Juve. No. No? No.
Non è calcio di rigore per io. No, a me no, ho detto. Mo' i prossimi passaggi voglio capire quali sono. Amore, io c'ho un sacco di cose da fare. Se tu mi vuoi dare una mano, benvenuto. Sin da oggi, no? Se non ho ora, ti ho tolto una casa tua. Ok, ma me lo faccio dire 2 volte, signori. Me ne vado. Ciao. A few moments later. Ok, allora qualche punto in più lo stai acquistando adesso. Cazzo guardi? Ma io faccio vedere io, durante tutte le fatiche. Tipo? Tipo apparecchiare, sparecchiare. Prima cucinato, che cazzo apparecchi? Voglio nel frattempo ho finito il mio solito spuntino con succo e banana. Ma vediamo un po' la Cristiana cosa sta facendo, perché vedo un balcone aperto, un balcone interessante aperto. Ah, è bravo. Stai capendo allora come ci si comporta in una vita di coppia? Ma sei tu che non l'hai mai capito. Le mie mansioni invece, prendere la carta, la scorza della banana, aprire il mobile, o cestina, buttare, chiudere e via. E nulla. Ah no, sta pure questo. Quindi uscire fuori il balcone, aprire quest'altro cestino, gettare. Ed è finita la mia giornata. Poi io intanto mi sto cominciando a montare proprio questo video che state vedendo in questo momento. Roberto sta un attimo in bagno e sta sistemando delle cose. Dopodiché già vedo lì la melanzana e il petto di tacchino che sta scongelando. Vamos. Oh, quello qui. Allora, cominciamo con le cose serie. Ma fai mulignano, non è di tuo gradimento questa cosa. No, vabbè, cioè, se lo dovevo fare io andavo a comprare io, inutile che andavo da tua mamma a prenderle. Oh, addio. E vabbè, ma mica l'ha fatte. Normale. Scusa, la propria convivenza, mica sto facendo con mamma, sto facendo con te. Se sta fa con mamma, ci se sono- là, sempre. Ma ci sono altre cose da dover cucinare, la pasta, il pollo, la Appunto, tacchina. tutto in mano e c'è cose da fare qua. Tacchinello? Tutorial su come si cucina una melanzana. Prima la si sciacqua per benine. Sei contenta? No. Allora, vediamo un po' come fare queste melanzane. Prima di tutto si devono tagliare, no? Allora, Giuseppina la vera, valuta a fare melanzana. Sta infurnando le pizze, sta infurnando. Allora, primo passaggio. Il tammo turz. Tu pure sei un turz e pennello. Ma come lo vuoi, a tocchetti o tunde? Senti, me ne fai a tocchetti, grazie mille. Io te faccio tunde. Allora, cazzo, che chiedo a fare? Bravo, voi come ne usufruisci pure tu? La mulignana. La mulignana ragnora. Bravo, vai, va. Ah, ma mulina era ragnore cosa? C'è che aiuta a cattare? Mica è ragnore, devo farti vendere. L'hai dovuto fare mezza la terra stamana. No, dico stamana. La mia mamma c'era da tagliare tutte e 3. Oh, ti hai pure tagliato il rito. Ma poi non lo so, cioè, ma tu mi devi mettere a confronto con tua mamma? Certo. A parte la batto 10-0, per me ovviamente. A parte ciò, io so che poi si mettono in ammollo in acqua le melanzane Scopriamolo. per far togliere il colore. Che stanno facendo i capelli? Già miseria. Non mi fa tagliare. Allora, dall'aspetto è molto invitante, mamma vorrei al palato, ma possiamo sapere lo chef oggi con cosa ci delizia? Primo e secondo, prego, perché qui vedo dei pomodorini. Allora, il primo, pasta con pomodorino fresco. Chi si canavacciuolo? Il secondo, petto di tacchino e melanzane in padella. Terzo? Un paio di schiaffi vanno bene. Vabbè, ciao. Allora, io la tua cucina l'ho già assaggiata altre volte, però questo è un test totale, questo non è solo cucina, questo è magari ho tornato come tu comporti. Fa bravo, io appunto pure video. Mamma mia. Nel padellino? Sì, però questo non è per il primo, questo è per fare le melanzane, perché così sanno di qualcosa, visto che tu non puoi avere tanto condimento. Ci metterò un po' di pomodorino, l'acqua, perché si devono cuocere. Si cuociono. Sì. Si cuociono solo con l'acqua. Ma con caggi capiti, Mo accattà, dici, stai cercando proprio il modo come lo fai a casa mia, come venire con te, dici, ma quello è bravo, fa che fa quell'altro, poco condimento, olio e sale, no, poche pomodorine, vicino con che muligna, è bravo. Ah, mamma giuffa, mamma qua, mamma là, mi sto un cacca, poi che mano a fare zeppolo, bravo. Poi tu continua a farlo, ci rimane un po', Ma fatica.
Crei un barta motocicletta. Dalla qua, che pummarolel. Ma queste qua sei andate a farle tu direttamente? Le sei andate a cogliere tu le pummarole. Allora, a Villa Likern? Lavori in corso al Maradona. Oh. Ma che capatone. Vabbè, comunque adesso metto la tavola. Dove se la toglie? Al terzo. Perché il terzo non si scorda mai. La mano si mette vicino alla maniglia, no? Vicino al tuo. Ti fanno le impronte. Allora, oggi ci mangiamo quello, quindi le forchette, coltelli, basta. Ah, no, ma quando sai così? Sì, ma già preparato buona, tu guai. Ma magari ci piace poco, che ne sa, un compasso, da squadretto. Poi tovaglioli, perché servono per stuiarti la faccia. Poi bicchieri, perché sennò te muoresi. Io caro la pasta. Poi acqua ossigenata, acqua più acqua, acqua al quadrato. Pensa che ci fai? Ho preparato una signora tavola, incredibile. 10 minuti di cottura, ai 14 coliamo. Caliamo. No, caliamo. Ti colia. Scoliamo. Ti coliamo. Questa è la situazione, ragazzi. Una bella situazione. Coliamo. Come si dice scoliamo? Troppo bravo. Crea partono dalla macchina. Olè, che stiamo e che stiamo pure rupa, ragu. Si sente un bello odorino però, cara. È molto fit, diciamo. Spegniamo qua, vediamo un attimo qua che sta succedendo. Sta succedendo, ma sta succedendo questo capellone. Guarda, che tu stai faranno i combinati hai urronate oggi. Solo per te, perché se fossi stata da sola a casa, solo questo gli avrei pure assai. Ma ci capito, ma tu possiamo accattare, possiamo far venire a vivere con tic. Te, chef Franca. Queste sono buone fritte. Fit o frit? Queste sono buone fritte, no fit. Allora mi porti un piatto al tavolo 5, grazie. Mamma mia, che piatto uno. Stai da mangia da Napoli. Guarda, cosa va a mettere? Amo, perché a te già c'è. Vai a vedere. Bravo. È arrivato il momento della verità. È arrivato il momento di assaggiare questa pasta. Senza sale, senza niente. Mette malananze. Amo, non è malananza, è la verità, perché è il condimento che fa la sua parte. Senti, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Cin cin. È brutto? Amo, senza il condimento è brutto. Vabbè, ci capito, non è che si può mangiare proprio. Anzi, rispetto a come mangio di solito, chi è proprio saporito. Allora mamma sa andare a cucinare. Ma tu devi mangiare così. Ma allora fa bene, non si deve abusare, però fa bene. È il sale, che quello poi sale, capi? Vabbè, ma il sale non è. Il sale. Vero? Vabbè, io comunque ti sto testando in un periodo particolare. In altri periodi già ti ho testato, comunque non sai cucinare proprio. No, devi dire la verità. Vai, sai cucinare? Almeno non rimanga di uno. Già è tanto. Quella è la paura più grande. Di rimanere digiuno. Non mangia proprio. Oh no, mi ho spruccata la maglia. C'è troppo bavetta a te. Lascia miseria. La maglia. Vabbè. Ma me lo so fa male un po' la testa. Perché stanotte non ho dormito bene. Hai fatto dormire senza cuscino. Vabbè, non ho le capi si dorme senza cuscino. Sì. Perché io qua cucchione lo senza l'impugliare. Io, tu non capucchione e tu il tuo cuscino. Visto il capo che tiene? Io. Ha un corpo piccolo ne ha capa tanto. Para Stewie, dei Griffin. La palle baseball della vostra. Sale. Allora, come si chiama? La carne che devi fare mo? La carne di cavallo. Ma che sta? Talango. Ma sempre che lei. E la può fare pure stasera senza scongelare, che la ira, non sta. In dove fai? Cioè, ma quindi stasera devo pure cucinare. E poi dobbiamo scendere. No, amo mamma. Allora il sabato, vedete come ce la tarisce? Non si cucina. La sera, soprattutto. O si fa una piadina, o si piglia la pizza, o si fa... No, perché... Cioè, ma è un biscotto. Oggi giocare in casa mare, poi si giocare stasera pure. O se no, a mare, viene una boatta, invece no. Sta già stupida, ci mettere un muscolo in faccia. Ci mettere a fare la carne, non sapessi. Mi devo fare pure lo shampoo. Luserette. Allora mi fai tu lo shampoo a me. Aspetta, funziona. Ma per te stiamo d'estate. Mo già c'è il barbiere. Oh, era? Ma veramente? È normale, questa è la mia routine. A che ora viene la barbiere? Perché? Ma poi muovete, io faccio i tempi miei, tu vuoi stare a casa con me?
Io con i miei tempi. Tu devi stare a casa con me. No, io mi devo rilassare un attimo e poi ti faccio la carne. Ah, io. Aio tu. Ah, come devi Non si vuole rilassare? continuare. Ma che sa, di cane in giro? No, ma perché devo fare le cose con calma? Perché ti fai corsa? Puoi stare tattica tu e a due barbieri? Tengo a vedere. Ah, che tardi. Ah, questo è comodo mio. Perché già stai io comodo tu, non ci capito. Salvato viene un po' più tardi perché mi scoccio cucinato. Mo. Oh, ma sei pesante, questa gamba. Ma non mi rompere. E mo devi sparecchiare, bello. Bello, mo devi sparecchiare tu questo, bello. Fammi vedere fa. Allora, come funziona? Tu blocco di piatta già no? Appunto. Di piatte e due posate, no, ne ho vero, perché le posate non le ho posate, perché mi servono per dopo. Quindi una posata e l'ho posata, l'altra posata e l'ho posata. Posata per posata, riposata. Cioè, non è che ci vuole da. Allora cazzo va! Anna così. Ma non hai mai visto quando il metto è a posto, scusa? No, Vedi, perché tu? non osservi. No, che significa non osservi? Ah, non osservi. Avevo capito non osservi. Allora, viste la lista è alta, se no vanno giù. Quindi chiudo su cosa? E chiudo. 1 e 2. Allora, che ci voleva assare? Appunto. La porchetta va così. No. Allora, alcune lavastoviglie hanno il cestello, altre lavastoviglie invece hanno quest'altro scomparto. Ma come stai, Vannenna? Vai. Ok. Se le metti così, se tu le metti una vicino all'altra, l'acqua e l'acqua e il sapone non entrano bene dentro, no? Solo acqua e sapone. Vai, adesso mi mannati nostine. Dimmi tutto. Allora, pronto? Chi è? Assaggiamo. Allora, la prima volta che lo mangio così, il pollo con le melanzane, cioè senza insieme. Sempre mangiato, sempre in due stessi piatti, però non così. Ma questo è innovativo. Oh, scotta. No. Buono. Secondo me è più buono tutto insieme. Allora, adesso la mia routine sabatiana cosa prevede? Prevede barbiere. Quindi io nel frattempo scendo. Mi lascia a me così. Cioè non è che mi danno una mano e poi scende, no. Sì, ti do una mano. Quindi alla fine si torna sempre dove si è stati bene. A che la penga già sta con te, quindi. Già, fatto fermo. Meglio mi sto con Perché? Che è successo? Si sta meglio. Perché si sta Sti guaglione rozzo. Quindi. A few moments later. Ciao, mi sei mancata. Ma è bella, buongiorno. Hai dormito tutta la giornata? No, che non ho dormito. No, sono a 4 ore che me lo so chiuso, ancora un mese. Comunque ti ho portato l'altra spesa. Tieni. Vediamo un po' che cosa c'è, che cosa ti ha portato Babbo Natale. Andiamo a fare questo unboxing, andiamo. Allora, la prima è la zucchina. La seconda è Chris, perché Chris mi serve per di mano. È normale, noi la mangiamo pure la pasta. La pasta domani. E poi lo pigiamo. Tieni, mettati e batta a cucca. A zucchino, ma già fa. Te la immaginavi diverso il sabato sera? Ci sta. Ci sta? Come sabato sera ci può stare? No, ci stanno le zucchine. Ah. Mentre io continuo a montare questo video, qui succedono cose. Devo fare lo shampoo, vedi? Capello inzevato. Friggo un po' che patatine, cangoppe. Senti, a me mi fai una porzione di patatine, poi ci metti vicino hamburger e insalata. Grazie, complimenti. Ma io mi ci azzecco qualcosa in questa situazione. Che sa fai? Mi asciutti i capelli. La vita della coppia cosa prevede in questo caso? Capiglia, chiuda la porta e ti vanno a fango. Funziona. Allora propongo una cosa, tu cominci a farti lo shampoo e ti vengono ad asciugare io dopo i capelli. Sì. Non tutti però. Una criniera in un leone, no, troppo lunga, non ce la faccio. Io continuo a montare il video. Tu abita il tuo shampoo, cosa vera. Sì, appenga proprio, frate. 12 seconds later. Oh, e chi è? Un'indiana? Questo turbante che tiene capo. Sei pronto? No. Mi asciugo i capelli, poi mi vado a prendere anche la sedia così sto comoda. Tu stai comodo che mi asciughi belli belli capelli. Mi fanno di fa. Allora signorina, si volti. Ok. Sì, ma la prima cosa da fare, sai cos'è? Asciugarle? Vabbè, vai, tampone. No, non si fa così. Vabbè, diciamo che possiamo anche andare oltre. Poi, la seconda cosa che sa da fare? Secondo te? Pettinarle. Ci paura o non faccio paura? Con quale delle due spazzole? E tu non devi sapere.
Ma che faccio? Parrucchiere, ti sto dando una mano a t'asciutti i capelli, mica no. sta ci fa. Scusa, C'è mica con questo? Ok. Ciao. Prima però bisogna utilizzare un prodotto per districarli. Che è questo qua? Altrimenti ti fai male. Spruzzalo bene sulle lunghezze. Che vuol dire? Da lontano. Ah, ma si c'ha del bimbo. Ah sì? Pensi che ti fai male, no? Non ti sente niente? Di meno. Ti sto tirando i capelli da radice. Va bene così? Ah, ma devono essere proprio districati. Che le districate? Ma faccio di là. E oggi ti voglio asciuttare, che ti voglio sistemare pure. No, ma scusami. Ma c'è un corso accelerato di parrucchiere. Non so chi tra le persone che stanno guardando questo video fa questa cosa con la propria fidanzata. Allora, questa cosa l'ho fatta la prima volta quanti anni fa? Una chance non ci potevo dire. 10 anni fa. 10 anni fa, 10 anni fa la prima volta che mi ho asciugato i capelli. Prima e ultima volta. Questo invece è stato dopo 10 anni. Poi tra altri 10 anni mi asciugo l'altra volta i capelli. Allora, una cosa che è sempre piaciuta fare, devo farlo, sì. Un attimo raccogliere i capelli. Fare niente praticamente. Oggi si sono fatte le 8, orario quasi di cena. E quindi Te ne davo tutta. e tu mo vieni. Allora, stasera lo chef cosa ha in programma di cucinare? Allora, cos'era quello? Petto di tacchino e zucchine al forno, come le faccio io che mi piacciono un sacco anche a me, però queste sono tutte sue. Il nostro sabato sera è differente. Voi andate a mangiare le pizze, i panini, uscite. Invece stiamo a casa. Che ne pensi? È capitato, non è capitato adesso? Straccetti di pollo con funghi, assaggi, fammi capire con me. Buonissimo. Yes, buon appetito. Questo invece è il mio piatto, zucchine e straccetti. Stasera godo perché c'ho pure il pane. Bello piatto, adesso sei molto creativa in cucina. Ma io volevo riprendere come ho fatto già a pranzo la cosa, ma è troppo buona e sto mangiando la cicala. Ho quasi finito. Infatti rimpiango tutte le cose che già ho mangiato, vorrei rimangiarla. Ma guarda proprio questa la puoi mangiare in più. No, più belle, hai la dieta. Che cazzo, ancora fame, mangiassi pure un piatto, mangiassi. Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco, noi non siamo come loro. Bello stare così. Il sabato da conviventi, io lavoro, lei mangia e guardiamo comunque la televisione insieme. Tu sì che dales, tu sì che luta. Io, giornata finita o quasi. Siamo nel letto, guardate qua cosa ci stiamo vedendo, la televisione. È una giornata un po' particolare, abbiamo dedicato completamente alla casa perché è una convivenza da provare. E a uscire siamo abituati già, dobbiamo provare a stare in casa insieme. Quindi non è che siamo appiccicati. In ogni caso fateci sapere qui sotto nei commenti chi si ricorda la televisione, chi l'ha vista almeno una volta in vita. Adesso, buonanotte. Buongiorno, io da solo però. Roberta già sta facendo aiuto. Tra poco gioca il Napoli perché domenica Napoli Atalanta. Mo due sue cose. O Roberta chiude lo stadio, o Roberta aiuta a giocare pure. Ha convocato Conte. Lo posso tenere se la è veloce. Ma mi maitasse poco. Però già per questa c'è qualche mansione domestica da moglie. Vediamo un po'. Sento la lavatrice addirittura. Ma Ciao. senti, da che ora stai sveglia? Dalle 9 per colpa tua. Perché? Hai lussato tutta la notte. Io ti svegliavo, cioè ti devi girare sul lato. A parte tutto il letto ti sei preso, stavo così. Ti devi girare sul lato perché stai russando. Ti giravi, dopo un'ora ti rigiravi e russava una tavola. Si va così. È normale che una russa si dorme così, ti devi mettere già sul lato. Senti, buongiorno. Una colazione? Io no? Allora sta cosa a me. Mi fa colazione, fa solo. Eccoli, la spesa che ho fatto ieri. Ti pare che si mette così nel frigo? Come si mette? Si toglie perché tanto ce n'è sta solo uno. Questo si butta nella carta. Dove sta la carta? Fuori. Cioè tu. Va. Assume senza mandò. Mamma mia. Già te l'ho preso. Senti, ci avevi preso tutto, pure il pane. Ma è bella, eh? La mia colazione, ragazzi, è la colazione dei campioni. Yogurt e pane. Ma veramente russato? Sì. Assai? Sì. Mi sono svegliata 20 volte. Ho visto che erano le 9, mi sono alzata, ho fatto... Hai aperto nella stanza? No. Devi areggiare la stanza perché...
Io ho già fatto una lavatrice, ho tolto le cose dalla lavastoviglie, ma sto facendo un'altra lavatrice. Perdono, sicuro che ho fatto però chiedo scusa, regala un sorriso tipo che una rosa. Video non ancora finito di montare, quindi cominciamo subito. Mentre qui siamo alle prese e colletto, quindi quarta mansione di giorno. Non lo so, non le ho contate. Ah, talmente che non stai facendo. Certo. Capito. Voglio aspirapolvere è assurda, cioè niente nemmeno a 1 minuti e quarto d'ora. È incredibile, ho sentito più l'aspirapolvere che a Roberto di parlare in questa giornata, in queste 24 ore di convivenza. E senti, maronna. Giustamente doveva venire il momento in cui mi doveva copiare le cose. Se mi si pulesse con il computer, che lui non sta facendo niente, sicuro non sta facendo niente. Prima vedi se sto facendo qualcosa, no? No, mi fido. Stai lavorando pure tu? No, devo fare una cosa per... Ecco che le sta facendo, ecco. La nostra domenica, ragazzi, guardate qua. Il tesorino ai fornelli. Io come sto un dusso canna per Napoli che stiamo perdendo 1-0 con l'Atalanta. Oh, io qua secondo me ci abbiamo proprio superato, Mamma mia. Buon appetito. L'avevo detto. Buono. Buono. Prova superata. Masterchef. Masterchef. Buono, Signori, finisce qui questa 24 ore. Ci stiamo preparando perché stiamo uscendo, è domenica come già vi ho detto. Spero che il video vi sia piaciuto. Come avete visto non siamo scesi ieri sera e comunque è stata fatta apposta come cosa per restare in casa e vedere quante più cose possibili. Se il video vi è piaciuto e ne vorreste altri, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Io. Ciao!